Salve a tutti, qui Edward Van Helgen, sono qui oggi per commentare una nuova partita avvenuta tra me e Derek James Lake nell'accampamento Sonnolento. È una battaglia davvero molto carina, dove ho riportato una soddisfacente vittoria. Eccoci sul campo di battaglia, il mio esercito è composto da due unità di samurai con arco, successivamente i monaci guerrieri con moschetti a miccia. Al solito nelle retrovie abbiamo le classiche truppe da fanteria corpo a corpo, ovvero i samurai con katana, la colonna portante di ogni esercito, e successivamente davvero accanto al generale abbiamo i samurai con naginata e anche sul fianco destro. Successivamente la mia cavalleria cerca di sorprendere il nemico dal lato destro sfruttando il boschetto per offrire quindi una copertura alle mie unità terrestri che si stanno muovendo contro il nemico, ed è composta da, se non sbaglio, due cavallerie con iari e due cavallerie con katana. Avanzando sul lato destro cercano di cogliere il nemico sul frontone, ovvero il frontone destro. Successivamente l'esercito del mio amico è composto, partiamo intanto dalla cavalleria, da tre unità di cavalleria monaci guerrieri con naginata a livello 8. Sì, alcune sono anche di livello 9 e successivamente il generale. Le sue unità di fanteria sono composte dai monaci guerrieri con naginata, e successivamente gli Ashikaru con Yari, monaci guerrieri con naginata, monaci guerrieri con arco, e probabilmente ce ne saranno altri nascosti nel boschetto che in questo momento non riesco a osservare. Successivamente sposto la mia unità di cavalleria indietro, poiché le sue si stanno avvicinando sul frontone destro, quindi per evitare una sconfitta certa cerco di ritornare verso il retro del mio esercito, mentre avviene lo scontro, ed ecco che avviene la schermaglia tra le truppe da tiro del mio nemico, ovvero monaci guerrieri con arco, e i miei samurai con arco. Come possiamo vedere, le mie truppe sono in grande svantaggio, poiché i monaci guerrieri con arco non hanno alcuna possibilità, a meno che non hanno un livello non hanno un grado davvero alto, perderanno sicuramente. Qui commetto un errore davvero grave, ovvero perdo di vista il generale e lo mando avanti. Infatti diverse guardie del corpo cadono giù nel campo di battaglia, e infatti rimedio il mio errore facendolo tornare indietro, mentre avviene lo scontro tra la mia cavalleria con katana, yari e quella del nemico. Successivamente spedisco i samurai con naginata ad aiutare i miei cavalieri. Certamente cerco di coglierli ai lati per far cadere giù diversi nemici. Inoltre le mie truppe da corpo a corpo cercano di far avvenire questo scontro con le truppe del nemico, mentre i monaci guerrieri con arco indietreggiano per far avanzare i monaci guerrieri con naginata e le altre truppe da corpo a corpo, mentre i miei monaci guerrieri con moschette a miccia cercano di offrire un fuoco di copertura alle mie unità da corpo a corpo. Successivamente i miei arcieri dal retro cercano di coprire nonostante il loro livello base il mio esercito. Intanto la cavalleria nemica ha avuto un leggero, come possiamo dire, successo contro la mia. Infatti si scontra successivamente dopo averla sconfitta con i miei samurai con naginata, e quindi non ha particolarmente nessuna possibilità di vittoria. Oltretutto è bersagliata dai monaci guerrieri con moschetti amici e dai samurai con arco. Mentre sull'altro frontone, sul frontone sinistro, le mie truppe da corpo a corpo sono riuscite a sbaragliare i monaci guerrieri con naginata, ma nonostante tutto vengono cacciate via, poiché il morale viene abbassato dai monaci guerrieri con naginata che stanno di fronte. Nonostante ciò, la battaglia sembrerebbe persa, poiché le mie truppe da corpo a corpo stanno davvero subendo diverse
perdite davvero rilevanti, ma successivamente dal lato destro attacco i monaci guerrieri con arco con i samurai con katana, quindi aggirandolo dal lato destro, e mando in aiuto dei samurai con katana agli altri samurai con katana che erano in difficoltà. Dopo aver cacciato la cavalleria con i miei samurai con naginata, li spedisco sul lato sinistro per aiutare le truppe di fanteria che sono in netta difficoltà. Quindi le sue unità di monaci guerrieri con naginata sono bersagliate dai miei monaci con arco e quindi subiscono incessanti perdite. I miei monaci guerrieri con moschetta e miccia hanno un morale davvero, come possiamo dire, un morale davvero basso, poiché sono bersagliati costantemente dagli arcieri e quindi il loro morale ne risente. Successivamente avviene lo scontro dai monaci guerrieri con moschetto e quindi sono condotti alla fuga. Successivamente i monaci guerrieri con naginata ormai del nemico stanno per cedere, poiché i miei arcieri li stanno facendo a pezzi, e i miei samurai con naginata, insieme all'altra unità identica, cercano di scontrarsi con i fucilieri per cacciarli via dal campo, mentre sul frontone opposto, ovvero attacco con i samurai con katana le retrovie del nemico, quindi facendo fuori i suoi monaci guerrieri con arco che stavano bersagliando la mia, come possiamo dire, la mia fanteria, mentre sul frontone sinistro i miei samurai con arco che hanno ripreso il morale cercano di bersagliare le truppe rimanenti del nemico con le frecce di fuoco, e quindi grazie a una notevole abilità di raggirare il nemico, quindi attaccarla alle retrovie, ho portato a una discreta vittoria su questo nemico. Qui è tutto, Edward Van Helgen, grazie per la visione.